Punti pesantissimi, quelli in palio tra Mantova e Pomezia, accomunate dalla voglia di tornare a vincere e di continuare a credere nella salvezza. 25esima giornata di Serie A Quinto. Buonasera e ben ritrovati da Davide Menolascina. Il saluto al pubblico di casa da parte delle squadre, adesso il saluto dopo il sorteggio e poi si andrà con il calcio d'inizio. C'è un ricordo particolare oggi a Pala Schweitzer, vedete il ciao Stefano sulle balaustre, un super tifoso del Mantova scomparso in questi giorni e dunque il pubblico di casa ci teneva a salutarlo. Un abbraccio anche alla moglie Silvia e a suo figlio Ivan. Inizia ufficialmente Mantova-Pomezia. Attenzione intanto, sempre Raubo in area di rigore, poi prova con l'esterno Matteus, respinge Tondi. Ce l'ha sul mancino, carica il sinistro, ancora Tondi in spaccata. Rimessa lasciata a Michelangelo che calcia direttamente verso la porta, la palla rimane lì, Raubo non riesce a ribadire in rete. Poi Cabeza passa su un avversario, ancora Cabeza si accentra, ancora Cabeza in porta! Al primo tiro della partita, 3 minuti esatti, il Mantova trova il vantaggio. Andiamo subito a rivedere, conclusione con il mancino che si infila in porta. Ancora angolo, Raubo, bella suolata per Matteus, pareggio immediato. Aveva iniziato benissimo la partita il Pomezia, arriva subito l'1-1 dopo 11 secondi, tutto nuovamente in parità. Ancora sugli sviluppi di corner, Raubo, gran suolata e destro con la punta di Matteus. Bella battuta tra le linee per Cabeza che ci riprova col sinistro, vola Moliterno. Si può battere adesso il calcio di punizione, Cabeza alla fine lascia la battuta, Misel che ci prova, la palla rimane lì, Moliterno. Ancora. Infatti è il 23 che va alla battuta, calcia forte verso il secondo palo e la palla è dentro. Nuovamente in gol il Pomezia, ribaltato il punteggio, Michelangelo dedica il gol a Bueno e arriva il 2-1 Fortitudo. Parte Cabeza col destro e sfiora il 2-2. Parte Moabz, cerca di alzare il ritmo, si incura centralmente, ancora Moabz con il destro, Moliterno la blocca tra le gambe. Sta arrivando in sovrapposizione Gattarelli, Gattarelli ce l'ha sul destro, perde l'attimo per calciare, ci prova Raubo, grande intervento di Tondi. Leleco, Moabz sulla sinistra, vediamo se prova l'1 contro 1, Moabz, dribbling, sinistro verso la porta, palla allontanata in qualche modo. In area di rigore da Misael, limite dell'area adesso. Prova a girarla verso la porta Matteus e poi Moliterno e la palla rimane inchiodata tra le mani del portiere della Fortitudo. Inizia nel frattempo la seconda frazione. Ancora Matteus alla battuta, si muove Michelangelo sul secondo palo, palla invece per Gelvé, Tondi 2 volte. Quarto corner, Matteus fuori per il tiro di Michelangelo, traversa. 1 con Matteus, bello lo scarico, Caica, rimorchio, ancora serie di rimpalli e Moliterno deve allungarla in corner. Gelvé prova ad arrivarci, recupera palla Donadoni, 3 contro 2 Mantova. Caica col mancino, super parata di Moliterno. Attenzione alla palla che diventa buona per il sinistro da parte di Lusnig. Palla in corner, palla poi recuperata da Gattarelli, in avanti da Binzaru. Scivolata di Leleco, la palla è buona ancora per il destro di Gattarelli e la parata di Tondi. Mascherona recupera il possesso, scarico per il mancino di Caiche che la mette fuori. Ha spazio Cabeza sulla destra, può caricare il destro, finta, va col sinistro Moliterno e poi messa in calcio d'angolo da Matteus la palla. Rinvio da parte di Moliterno, colpo di testa ad allontanare il pallone, Moabz prova ad accelerare, se la sposta sul destro, Moabz incrocia e Cabeza non arriva per centimetri sul pallone. Michelangelo scappa via, si infila in mezzo alla difesa avversaria, Michelangelo col mancino! Super gol di Michelangelo che porta sul massimo vantaggio il Pomezia e 3-1 a metà del secondo tempo. Gol da fenomeno
di Michelangelo, che poi se l'è spostata sul sinistro e l'ha messa alle spalle di Tondi. Cabeza numero, passa di forza, Cabeza in porta, ha commesso fallo, anzi no, è gol. Proteste da parte della panchina del Pomezia, sembrava aver segnalato il fallo, Filannino invece stava segnalando il gol di Cabeza. Doppietta per lui, partita riaperta 2-3. Tutta la panchina della Fortitudo a protestare. E quindi si torna sul 2-3. C'è un rosso anche per la panchina della Fortitudo. Adesso gli arbitri devono riportare un po' di calma tra le panchine. Moliterno continua a protestare. Adesso c'è un colloquio per tutta la terna per capire qual è stata la decisione. Moliterno torna tra i pali e quindi alla fine il gol non è stato assegnato. È stato assegnato calcio di punizione al Mantova perché aveva fischiato effettivamente prima Filannino. Calcio di punizione per il Mantova e non gol di Cabeza, perché l'azione era stata fermata prima del tiro da parte del giocatore del Mantova e quindi si rimane sul punteggio di 1-3. Rinvio di Moliterno in profondità. Buona palla controllata da Raubo, che la deposita in porta. 11 sul cronometro e 4-1 Fortitudo Pomezia, con la firma anche di Raubo. Gran controllo, gran sinistro nello stretto. C'è Cabeza a sinistra, Leleco prova a tagliare bene, trova Donadoni. Misael, c'è Caì che dall'altra parte non ci sono linee di passaggio. Buona la finta, Misael calcia forte e poi Caì che ci mette la testa. Arriva il 2-4, a corso le distanze il Mantova. Leleco. Conclusione verso la porta, ci mette le mani Moliterno. Leleco, Caì che è dentro per il tiro da parte di Misael. Arriva il 3-4 del Mantova, 4-10 per sperare ancora nella rimonta, -1 per la squadra di Mirella. Leleco, Cabeza, buona palla dentro, Moliterno para. Leleco, Cabeza, cerca il destro, Moliterno ancora. Cabeza, Leleco cerca un varco per andare col sinistro ad incrociare, palla che rimane lì, Moliterno super e palla poi allontanata. Tondi al rinvio. Ultimo pallone del match, profondo verso le mani di Moliterno. Arriva anche il suono della sirena. Il Pomezia vince 4-3 sul campo del Mantova e porta a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Sulle immagini dell'esultanza dei giocatori della Fortitudo noi ci salutiamo. Doppietta di Michelangelo, Raubo e Matteus i marcatori della Fortitudo, invece Cabeza, Caïque e Misael a segno per quanto riguarda il Mantova. Da Davide Menolascin è tutto, grazie per averci seguito in tanti anche stasera in diretta e appuntamento alle prossime gare del futsal italiano.